È stato il suggestivo quanto maestoso Forte Tesoro nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo, costruito tra il 1906 e il 1911 dal genio militare italiano a difesa dell'impero austro-ungarico, ad ospitare sabato 19 novembre un incontro organizzato dal GAL Baldo Lessinia in collaborazione con il centro Europe Direct Montagna Veneta, il GAL Prealpi e Dolomiti e UNCEM Veneto. Una quindicina di giovani under 35 provenienti dai territori del Baldo e della Lessinia si sono confrontati sul futuro del territorio, portando all'attenzione criticità, idee e possibili soluzioni, non prima però di una visita al forte curata dall'Associazione Tesoro della Lessinia. Quali sono gli aspetti legati al territorio che ti hanno ostacolato nel realizzare il tuo progetto di vita? Che cosa vorresti fare per ottenere quel risultato? Che cosa vorresti che accadesse al 2040 nel territorio in cui abiti? È su questi 3 interrogativi che i partecipanti si sono impegnati a dare risposte. Capite che rispondere a domande di questo genere non è facile nemmeno per un adulto esperto, però le idee che si agitano nella mente di questi ragazzi saranno i progetti che si realizzeranno in futuro, nel bene o nel male, con le mediazioni necessarie, e quindi sentire da loro quali sono le loro aspettative per agevolarne, diciamo così, la realizzazione è uno degli obiettivi che i 4 GAL della Montagna Veneta si sono dati. L'obiettivo del percorso proposto è quello di far riflettere i giovani delle aree montane su alcune tematiche significative per questi territori, nonché di motivarli per la ricerca e la proposta di idee e soluzioni da realizzare proprio nel contesto locale. Sono emerse le principali criticità del territorio, che sono legate essenzialmente al tema dei servizi e le infrastrutture sia immateriali che materiali. I ragazzi poi hanno avuto la possibilità di immaginare un territorio diverso nel futuro, e i temi che sono emersi sono sostanzialmente relativi al tema della cultura, quindi una riduzione di quello che è l'individualismo anche che caratterizza le comunità, e sicuramente un miglioramento dei servizi ricreativi anche per i giovani, nonché ovviamente dei trasporti. Un tema emerso più volte è anche quello della sostenibilità, sia intesa in ambito ambientale ma anche sociale. L'evento cade nell'anno europeo della gioventù 2022 e il confronto con le nuove generazioni da sempre sta a cuore anche al presidente del GAL Baldo Lessinia, Ermanno Anselmi. Magari stiamo guardando la realtà di oggi ancora con gli occhiali vecchi, no? Lo dico spesso questo, invece confrontandoci con i nostri giovani ci permette di essere maggiormente efficaci, soprattutto coinvolgerli, ma anche per un futuro, per ruoli istituzionali, ruoli decisionali, perché il futuro è loro e quindi dobbiamo lasciare quello che abbiamo trovato in una situazione ancora migliore. I partecipanti, alcuni provenienti dall'area Baldo, altri dalla Lessinia, hanno trovato punti di incontro sia nell'individuare criticità che soluzioni. E questa è stata la giornata di oggi, un gruppo di lavoro che si è unito, che ha affrontato le tematiche e le problematiche che riguardano il nostro territorio montano. Sicuramente sono emerse tante idee, avremo cose su cui lavorare, quindi partiamo e procediamo con le nostre attività. L'incontro a Sant'Anna era il secondo di un calendario di 4 appuntamenti itineranti distribuiti nel territorio regionale. E devo dire che iniziamo a trovare degli elementi che accomunano i giovani della Montagna Veneta, ma nel contempo degli elementi anche che danno sempre qualcosa in più, qualche informazione in più, che sicuramente sarà utile per le istituzioni e anche per i GAL della Montagna Veneta a intraprendere una nuova stagione di utilizzo dei fondi comunitari 23 e 27 all'insegna proprio dei giovani. Partner dell'iniziativa anche UNCEM Veneto, rappresentata in sala dal sindaco di San Zeno di Montagna e presidente dell'Unione Montana Baldo Garda Maurizio Castellani. I ragazzi hanno espresso dei concetti fondamentali che dobbiamo cercare di portare avanti noi amministratori, seguirli, e io mi auguro insomma che certe idee vadano fatte, vengano intraprese e si concretizzano per migliorare il nostro ambiente, il nostro territorio, i nostri abitanti e soprattutto i graditi ospiti che ci visitano. E i giovani cosa pensano di questa iniziativa? Molto interessante, molto ispirante oserei dire, mi viene a dire così. Sempre interessante creare momenti di aggregazione tra giovani, anche di ambienti diversi, perché noi come Baldo, quindi Brenzone, ragazzi di Malcesine, è un territorio completamente diverso da quello che c'è qua. Orgoglioso di aver ospitato al Forte Tesoro i ragazzi e il sindaco di Sant'Anna d'Alfaedo Raffaello Campostrini.
non sempre ci sono le occasioni, gli stimoli per riflettere, non diamo sempre loro queste opportunità, e questo credo sia un primo bel passo che il GAL si è impegnato a portare avanti con loro, per cui saremo dalla loro parte per permettere di mettere a terra i loro pensieri. La mattinata è proseguita con la preparazione da parte della Proloco di Sant'Anna degli gnocchi della Lessinia, piatto recentemente entrato nel registro nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, e si è conclusa poi sulla sommità del Forte, sul Tetto, luogo ideale da dove lanciare lo sguardo verso nuovi orizzonti felici, soprattutto per la montagna veronese.